ricercatore Hyde, nel parlare con noi genitori, dice: guardate che probabilmente i nostri figli rispondono al principio dell'antifragilità, che forse è quello che abbiamo utilizzato di meno nella costruzione del loro modello di felicità. E fa questo esempio, cioè in particolare il nostro funzionamento emotivo e mentale ha bisogno di, diciamo così, un giusto nutrimento, una cura attenta da parte del mondo adulto, che però non eviti anche, per così dire, moti perturbanti, che sono quelli, se volete, ancorati all'esperienza dell'errore, all'esperienza della fatica, all'esperienza della tolleranza alla frustrazione, all'esperienza della gratificazione ritardata, all'accettazione della propria caduta e alla ricerca del percorso per la propria risalita. Ecco, diciamo che l'età evolutiva è un'età che si compie proprio dentro a tutte queste variabili che, se non ci fossero, la vedrebbero età già evoluta.